Dal diario di un viaggiatore eterico, una puntata che parla dei mostri cosmici, ma partiamo con un altro tema. In quante discipline in Occidente e nella filosofia occidentale, così come in Oriente, si è detto che questo mondo è un'illusione, che viviamo in una caverna e vediamo le ombre proiettate da una torcia e scambiamo le ombre per realtà, che siamo come avvolti da un velo, il velo di Maya, che ci nasconde le cose per come sono realmente. Però attenzione, questa immagine è pericolosa, perché ti fa credere che tu sei perfetto, tu senti benissimo, ma c'è qualcosa che ti impedisce di sentire che è esterno, e quindi devi combattere un nemico esterno, superare un ostacolo esterno. Nulla di più errato. La famosa frase che sembra fosse attribuita al frontone del tempio di Apollo a Delfi, no, diceva proprio: oh, guardate dentro, gli dei l'universo li comprendi quando te guardi dentro, non quando te guardi fuori. Che è un po' quello che diceva anche Young, no? Se guardi figure di luce, stai a sognare. Se apri la porta dentro e contempli quello che veramente c'è con onestà, te svegli. Più o meno dai ho parafrasato. E arriviamo ai mostri cosmici, no? Perché se tutto questo è un'illusione, c'è un velo che ti separa dalla realtà, allora giustamente, come è successo in alcune correnti di pensiero, è lecito anche chiedersi: ma chi ha creato questo velo? E quindi ci sono delle figure, arconti vengono chiamati, che creano l'illusione e ti tengono incatenato in essa. E quindi tu stai alimentando l'idea di un mostro cosmico, quindi stai finendo per crearlo per davvero. E quindi ti dico la mia: no, non esiste nessun mostro cosmico. Sì, esistono forme di etere distorto, certo che sì. Ma se parliamo di mostri cosmici, se parliamo di sti benedetti arconti, testa alla mano, oh, li abbiamo creati noi. Sono forme pensiero alimentate nei secoli dall'essere umano, sono molto più deboli di quanto crediate. Ma finché alimentiamo l'illusione che esista un'illusione colpevole di separarci dalla realtà, alimentiamo il pensiero che qualcuno l'abbia creata e alimentiamo il pensiero che qualcuno sia onnipotente, e questo ci priva di potere, diventa un pensiero vampirico e abbiamo fatto noi tutto quanto. Il carceriere non è lì, il carceriere siamo noi. In meditazione il risveglio non è oltrepassare un velo, è smettere di distrarsi, guardare le cose. Prima eri che andavi a mosche, poi, oh, adesso vedo le cose per come sono, wow! Ma lo scatto è interiore, sei dentro che sei cambiato, non hai cambiato nulla fuori. Questo è il grosso fraintendimento. La scintilla divina ce la portiamo tutti dentro, tutti siamo un frammento di ciò che chiamate divino, tutti. Ma dorme. E quindi viviamo un'illusione, perché vogliamo credere a quell'illusione, perché siamo distratti, perché manco ce ne accorgiamo. Poi un giorno sbattiamo la testa. Ah, colpa del male, colpa dei mostri. No, eri solo distratto. Non è colpa di nessuno e neanche tua. Dai, descantite. Come pongo rimedio al dolore? Guarda, là c'è il fossato, là c'è la mina. No, quella non è una mina. Ok, vai e fai esperienza. Boom. Ah, è una mina. Ci siamo passati tutti e ci passeremo. E poi cominci a capire: ah, ma aspetta, allora se io mi ascolto qui dentro, ok, ta ta ta, wow, vedo le cose per come sono. È lì che recuperi il potere personale di andare oltre i limiti di ciò che chiami realtà, interiore, esteriore, eccetera. Poi c'è qualcuno che continua a dire: no, non è colpa mia, se lì hanno messo una mina è un mostro cosmico che mi ostacola, ma così facendo alimenti un vampiro che ti vampirizza, che hai creato tu stesso. Testa alla mano, ragazzi, io ve la dico così: perché alimentate ste paure infinite? Ho capito che ci vuole un capro espiatorio, che è più facile credere all'idea di un mostro cosmico, divoratore di mondi, eccetera, 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 il carceriere di questa realtà. Io finora quello che ho trovato non sono mostri cosmici, sono forme pensiero alimentate nei millenni. Possono essere forti, ma non ci vai in risonanza, vai oltre.
e il carceriere sta dentro. Cosa voglio dire con questa frase? Che esistono dentro di noi strutture condizionanti in termini di etere, in termini di psiche, in termini di memoria dell'anima, in termini di memoria del DNA, ed è smantellando questi condizionamenti, queste paure, queste inibizioni distorte, alcune sono invece sane e ti preservano la vita, che liberi e ritrovi chi sei veramente, oppure lo scopri perché magari non l'hai mai conosciuto in tutte le tue incarnazioni. E questo presuppone che ci sia un aspetto di eternità che ci portiamo dentro. Poi che tu creda che ci sia solo questa vita o che sei portatore di una scintilla di eternità che andrà avanti nonostante il tuo carattere di questa vita scompaia, è un'altra storia. Ognuno creda quel che gli pare. Però il punto di tutto il discorso sui mostri cosmici è, ragazzi, smettiamola di alimentare i mostri cosmici dando da mangiare ai mostri cosmici, cioè credendo che esistano, che sia colpa loro e che ci sono forze indicibili che ti fermano e che ti ostacolano. Perché la vera forza indicibile, guarda che te la porti nel cuore, siamo noi che li abbiamo creati, sti mostroni cosmici. Poi io sono eretico e continuerò a seguire questa linea. Però ti metto un puntino. Tutto quello che ti ho detto non nasce da teoria, da l'ho letto su un libro, da me l'ha detto il maestro. Io lavoro con le energie, con le forze eteriche, lavoro sulle persone, misuro, interagisco, lavoro per liberare. Punto. Per me nasce dalla pratica. E ogni tanto mi trovo davanti a paure condizionanti che non sono collegate a nulla di esterno. Qualche altra volta mi trovo davanti anche a roba esterna, perché no? Ma tu gli hai aperto la porta a quella roba esterna e se poi cerco la roba esterna, per me non è come la raccontano, ok? Insomma, il mostro cosmico non esiste, la vera illusione è che siamo stati noi e siamo noi ad alimentare e a creare questi mostri cosmici. Ma sapete tutte le volte che mi parlano che c'è la casa infestata, che c'è la presenza nella casa, che c'è questo, c'è il maligno, c'è quest'altro, e vado a testare. Dico, sì, ci trovo anche della robaccia eterica, però non è quello che sembra. Sono solo le proiezioni delle emozioni, del vissuto, delle memorie, del dolore, delle incacchiature, soprattutto di tutto ciò che le persone che vivono in quella casa hanno negato. Tutte le volte che neghi un qualcosa e te la nascondi via, che nascondi un pezzo di cuore, stai a creare qualcosa che verrà percepito da altri come un fantasma, una presenza, un mostro ostile dentro la casa. Prima parlavo dei massimi sistemi, ora parlo delle cose banali. Però il punto è sempre quello, ragazzi, abbiamo il potere di creare. Prendiamone atto. Prendiamone atto. Fine. Buon tutto.